Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura direttamente da Palermo in una scuola del centro, una docente di sostegno si sarebbe barricata in uno dei bagni con un alunno disabile di 9 anni. Il sospetto è che l'insegnante abbia costretto l'alunno a ingerire un farmaco sedativo. Tragedia nel Catanese dove una neonata di 3 mesi sarebbe morta nel sonno. Sotto shock la giovane coppia residente in una frazione di Acireale. Secondo le prime indagini la neonata sarebbe arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera già priva di vita. Un uomo di 63 anni è stato arrestato per stalking e minacce nei confronti dell'ex moglie. I fatti si sono svolti ad Acireale e la donna, stanca delle continue pressioni, ha avuto il coraggio di denunciare l'uomo dopo averla intimidita con un'ascia. Sabato notte in Corso Sicilia 2 agenti sono stati feriti da una donna in stato di alterazione psicofisica. Ha colpito gli operatori con cocci di vetro, procurandogli numerose ferite lacero-contuse guaribili in 20 e 10 giorni. Il caldo non molla la presa in Sicilia. Per la giornata di domani continuano le temperature elevate. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Agrigento, Catania e Palermo con massimi di 30 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.